Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Seconda parte della missione. Intanto ho appena finito di... Insomma, so che nessuno frega un cazzo, però queste cose le devo fare perché prima mi sento di farle, secondo mi spacca il culo, poi sono appena stato in telefono con la Michelina, devo salutarla 8 volte, quindi ciao pupetta, 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 ciao pupetta e ciao pupetta. Ok. Voglio 100 euro per questo, Michelina. Che stronzo che sono. Dai raga, andiamo a spaccare il culo a chiunque, cioè devo spaccare il culo a chiunque. Dai cazzo. Decollo, obiettivo completo. Ah, sono un deficiente, cazzo. Perché ho sta cazzo di visuale? Oh. Ah, ecco. Occhio ragazzi, c'è la marina. È venuta a C'è la marina, bella. miliardi troppo. C'è la... È che dopo la Michelina è gelosa. C'è ma la marina? Dov'è la marina? Bulldog a tutte le squadriglie, pronti a iniziare l'esercitazione. No. Controllate sempre quota e posizione. Non controlliamo cosa agitazione di merda, ma che palle. Io voglio spaccare il culo alla gente. Marro, visto che sei nuovo nella squadriglia, valuteremo prima le tue capacità. Ecco, pareva. Cazzo vuoi da me? Ricorda, sarai valutato alla fine di ogni segmento. No. Completati gli obiettivi di ogni segmento, ti farò procedere al successivo. Sì, grazie tesoro. È chiaro? No. A tutte le squadriglie, inizia, ripeto, inizia l'esercitazione. Cazzo devo fare? D'accordo, Polaris. Il primo segmento consiste in manovre di combattimento base. Addestramento armamenti di base. Cominciamo con un bersaglio grosso e lento. Controlla il radar. C'è un EWAX di pattuglia nella zona d'addestramento. Dove? Ingaggialo con i cannoni. Ok. Ok, eccolo qua. Ah ragazzi, scusate, queste missioni sono un po' una palla, però... Perché, oh, come cazzo faccio? Ma scusa, sono col joystick ragazzi, ma che cazzo si sta sparando sto deficiente? Perché non mi va? Oh. Ah, con questi devo andare. Che merda. Bene. Vediamo se riesci a colpire un bersaglio più veloce. Il prossimo bersaglio è Polaris 1. Ingaggialo pure. Dov'è? Eccolo qua. D'accordo, vediamo cosa sai fare. Ma stai zitto. Bello. Dai. Ah, ok. Ah, colpo fortunato. Ma stai zitto, zoccolo. Cosa ho fatto? Ah, ok, perfetto. Cosa ho preso? Uno... Ma no, che sfiga. Dai, per un secondo, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Marro, procedi al prossimo segmento. Che sfiga per un secondo, ma no. Epic fail come indiano. E si gode. Abbiamo finito con i cannoni, Polaris. Ora passiamo ai missili. Ora ingaggerai tu e i tuoi compagni contemporaneamente. Polaris 4, puoi ingaggiare Polaris 3 con i missili a infrarossi. Procedi. No, no. Merda. Cazzo ho fatto, Fiori? Ah, però non so. Merda. Perché sono col joystick, cazzo. Cazzo devo fare? Ah, ok, forse devo solo ingaggiarlo e poi... Madonna, raga, non capisco un cazzo. Cioè, qua ci sono solo le ecco, ah, ok. Bella. E allora? Quindi, ah, un altro me ne sa.
Premi per lanciare un missile infrarossi una volta. Ok. Madonna, sì, però devo mettermi, scusate raga, cioè devo mettermi assolutamente tutti i pulsanti anche sul joystick, porca miseria. Ciao. Niente, noi che siamo? Madonna, che do coglioni. Dai. Perfetto. È sufficiente, Marro. Procedi al prossimo segmento. Ok. Raggiungi la prossima tappa per ottenere... Ok. Madonna, io ragazzi scusate, ma odio le missioni di addestramento. Mi stanno sui coglioni, cioè... È più forte di me. Che balle. Ok. Va bene, Polaris 4, ti sei divertito? Sì. Vediamo come te la cavi quando il missile insegue te. Prima Oddio. proveremo a ingannare i missili in arrivo con i flare. Guarda l'allarme missili sull'AT quando è vicino. Ma... Un flare e fai una virata stretta per ingannarlo. Ricorda, hai un numero limitato di flare, quindi usali con attenzione. con I che... missili arriveranno da vettori multipli, quindi fai attenzione all'allarme sull'AT. Pronto? Arrivano. Qual è il flare là? Qual è il tasto? Porca zoccola. Ecco. Dietro ce l'ho. Bella. No. Ma perché? Ma porca, non so. Aspetta. Ah, ok. Però ho bisogno del tasto. Ho bisogno del tasto, però... me ne faccio un cazzo, cioè non posso usare le tastiere e i joystick, non ci Molto capisco bene, Polaris niente. 4. Madonna, che balle. Che balle, che Ora ci balle. eserciteremo in virate strette per evitare i missili in arrivo. Guarda l'allarme missili sull'AT. Quando il missile è molto vicino, fai una virata stretta per evitarlo. I missili arriveranno ancora da vettori multipli, quindi occhi aperti. Ok. Bella. Dai, uno è andato. Merda. No, preso, dai. Sì, all'incirca. Bella, no! No! Madonna! Bella, grande, godo, godo, godo. Bel lavoro, Marro. È chiaro che hai appreso i concetti base degli scontri aerei. Grazie. Ok. Cosa manca adesso? D'accordo, Marro, hai mostrato una certa competenza in tutte le prove di combattimento Grazie. aereo di base. Vediamo se te la sai cavare anche in condizioni di combattimento. Vai raga, l'ultima parte. Dai, 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 dai. Troppo vicino. Merda. Troppo vicino sono, cambiamo. Bella. Dai Marchetto, dai. Bella. Ok, no, manca. Sa come si spara. Vai. Oh, grande. Discreto, andate a cagare. Sarò onesto, Marro. Niente di che. Procedi al prossimo segmento. Ah, bene, dai, chi se ne frega.
Niente di che, ma va a morire ammazzata. Quadriglia Polaris, qui Bulldog, annullare. Concludiamo l'esercitazione a causa di un'emergenza. Il centro esercitazioni ha rilevato un aereo civile che ha cambiato rotta ed è entrato nello spazio aereo riservato. Non risponde alla radio e se non riusciamo a stabilire un contatto dobbiamo supporre che sia stato dirottato. Intercettate l'aereo ed eseguite un'ispezione visiva. Bulldog chiudo. Velivolo non identificato. Siete in uno spazio aereo riservato. Chiarite immediatamente le vostre intenzioni o sarete abbattuti. Vediamo chi sono questi stronzi. Polaris 4, qui Bulldog. Posizionati a ore 7 dell'aereo. Dai, sono un ciambello nemico da distruggere, cazzo. Ok. Velivolo non identificato. Qui è il centro esercitazioni. Bella, sono... Questo sono io con Fly Simulator, poi. Oh! Ma io atterro molto meglio. Stallo. Che cazzo? Ok. Ok. Ah, ok. Perfetto. Bella sta roba che hanno fatto, però. Bella. Non c'era sull'altro. Madonna, raga, qua con la te che do coglioni, oh mamma mia. Ormai è terra dappertutto, fi. Ci siamo? Dai, almeno qua un atterraggio decente, visto che gli ultimi con Fly, mamma mia. Scioccanti. Eccoci. Vai, 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 vai. Ok. Ci siamo? Perfetto. Ottimo. Very good. Congratulazioni Marco, hai volato molto bene. Sì, ai ai ai. Missione completata. Raga, la missione è andata. La prossima col terzo video, sempre se volete, perché sapete, raga, io ascolto, se vi piace è buono, se no si fa qualcos'altro. E comunque, ragazzi, la previsione Italia-Germania sarà un po' diversa del solito, ma non voglio anticipare niente. Ciao!